Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi il territorio, come sempre sotto i nostri riflettori, la cronaca, l'economia, la politica, il sociale. Vi ricordo oggi alle 13:30 anche lo spazio dedicato alla salute con lo psicoterapeuta e psicologo dottor Michele Canil, che sarà insieme alla nostra Alice Montagnier dalle 13:30. Tante le cose di cui parlare anche oggi, ma mi collego subito con la nostra Ilaria Marchiori che si trova all'aeroporto di Tessera. La vedo, buongiorno Ilaria, per parlare di un'attività importante della Guardia di Finanza e non solo. Parliamo di un 2022 nel quale Guardia di Finanza e Dogane hanno intercettato qualcosa come 16 milioni di euro, chiamiamoli occulti, all'aeroporto. È così, Ilaria? Esattamente, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Insieme a me c'è il tenente colonnello Antonello Iacca del gruppo di Tessera della Guardia di Finanza e poi Nicola Del Grosso, responsabile della sezione DM di Tessera. Allora, innanzitutto partiamo subito con lei, comandante. 16 milioni, insomma un bilancio importante. Sì, questo è il consuntivo dell'attività svolta a contrasto della illecita circolazione transfrontaliera di valuta, sia sui bagagli che sulla persona dei passeggeri che sono in transito dall'aeroporto, sia in partenza che in arrivo, chiaramente. Questi controlli vengono fatti in stretta sinergia con l'Agenzia delle Dogane e in caso il passeggero trasporti senza aver fatto preventivamente la prevista dichiarazione doganale, più di 10.000 euro vengono sanzionati con una forma di sanzione che è progressiva in base anche all'importo che viene trasportato. Se l'importo è superiore di 10.000 euro ai 10.000 euro consentiti, si arriva addirittura a una sanzione che va fino al 50%. C'è una possibilità di oblare, questa è introdotta fino a 40.000 euro, si può oblare pagando il 5% dell'eccedenza rispetto ai 10.000 euro e questa possibilità però può essere utilizzata solo una volta nell'ambito di 5 anni. In caso si venga ripescati con una valuta contante, anche perché chiaramente non puoi più dire non lo sapevo, quindi viene immediatamente applicato la sanzione del sequestro amministrativo per la percentuale, cauteliamo la percentuale di denaro che può essere la sanzione massima, quindi o il 30 o il 50% della valuta eccedente i 10.000 euro. Ecco, dicevamo un'operazione congiunta, un'operazione, insomma un bilancio annuale. C'è un caso che ha colpito, ha balzato all'occhio più di altri? Diciamo che in ambito aeroportuale non abbiamo le cifre eclatanti che possono ritrovarsi a valichi di confine con la Svizzera come Chiasso, dove risultano magari fatti di cronaca molto eclatanti. In ambito aeroportuale comunque nel corso di quest'anno abbiamo avuto un paio di casi dove dei passeggeri sono stati ritrovati con oltre 150.000 euro, che già sono comunque una cifra importante da poter portare a seguito passeggero. Quindi una bella cifra, come si giustificano? La maggior parte dicono di non sapere, di dover dichiarare alla dogana le cifre oltre i 10.000 euro consentiti di libera circolazione, e senza dare troppe giustificazioni, cioè non ammettono se si tratti solo di una dimenticanza o ci sia un illecito dietro. Questo poi lo andiamo con successive analisi ad appurare, ma difficilmente ammettono subito nel momento in cui vengono fermati quale sia la reale motivazione. Ecco, e un aiuto importante arriva dai cash dog, in particolare in molti di questi casi Josi vi ha dato una mano. Sì, in molti di questi casi Josi, che è il nostro cash dog, un pastore tedesco appositamente addestrato a sentire l'odore delle banconote, è indispensabile per noi perché ha un fiuto eccezionale, quindi riesce a percepire sia nel bagaglio a mano, quindi nel breve transito che fa davanti al varco per l'uscita, sia chiaramente nei bagagli che vengono lasciati sui nastri per un po' più di tempo, riesce a sentire l'odore delle banconote. Il cane è addestrato
appositamente a questo, utilizzando delle banconote tritate dalla Banca d'Italia, ce le concede proprio per fare questo addestramento, in modo che il cane riesca ad abituarsi a sentire non solo l'odore della filigrana, della carta delle banconote, ma proprio l'odore della banconota che ha circolato, vissuta, quindi impregnata dei vari contatti che ha avuto anche con le persone, con sostanze. Ecco, avete sentito dunque un bilancio importante, un bilancio di cui ci si può anche ritenere soddisfatti, perché parliamo di cifre decisamente elevate. So che i tempi sono stretti, Nicola, per cui se non ci sono altre domande io ringrazio il tenente colonnello Antonello Iacca e Nicola Del Grosso per essere stati qui insieme a noi e averci parlato di questa operazione congiunta importante tra l'aeroporto e le dogane. Grazie Lele Marchiori, grazie ai tuoi ospiti. Insomma, l'attenzione resta sempre massima in punti sensibili appunto come l'aeroporto, soprattutto l'aeroporto di Venezia. Saluto e ringrazio il segretario veneto del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella. Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, con lei ho diversi temi da voler affrontare. Io partirei proprio mentre in questi momenti, insomma, il Presidente del Consiglio Meloni sta parlando al Consiglio europeo, partirei proprio da qui. Ieri abbiamo visto, lo vedremo fra poco, anche più tardi, il servizio, la CGIL in piazza contro la manovra, una manovra che riceve un via libera dall'Unione Europea, ma con delle rilevazioni importanti e non sono poche sul richiamo sul fisco, sulle pensioni, sulle bollette. Allora, due facce insomma di questa manovra: da una parte un via libera dell'Europa, dall'altra la CGIL ieri in piazza. Sì, e direi in mezzo una manovra che scontenta larghi settori della società italiana e di cui a 15 giorni dal 31 di dicembre, cioè prima di arrivare al bilancio provvisorio, e ancora sappiamo molto poco. L'Europa ha dato un via libera con dei rilievi che non sono pelo nell'uovo sulle questioni dei condoni, sulle questioni del contante e dei POS. Il sindacato esprime tutta la propria insoddisfazione per una manovra iniqua che soprattutto non dà delle risposte ai cittadini su alcuni temi fondamentali. La sanità, in primo luogo, il lavoro, senza contrasti alla precarietà del lavoro, lo sviluppo, senza indicare una direzione che il nostro Paese può prendere in questo senso, e le pensioni, senza che ci sia certezza sulla rivalutazione delle pensioni minime, o pensiamo per esempio a Opzione Donna, che con le scelte che noi stiamo contrastando del governo rischia di mettere in forse il destino pensionistico che si erano date molte donne nel paese. Quindi una manovra che l'Europa ha criticato in parte pur dando via libera, che in Italia suscita molti dubbi e che noi stiamo contrastando a livello parlamentare con i nostri emendamenti, ma senza purtroppo che si abbia, diciamo, sentore della maggioranza e che si possa ancora entrare nel merito delle questioni. Peraltro, lo diceva lei, insomma, il tempo stringe, siamo davvero a ridosso del rischio di bilancio provvisorio. Cosa potrebbe accadere? Ma diciamo che il bilancio provvisorio è sempre un dato negativo per un paese e introduce un'instabilità. E ora le Camere sono convocate anche per la settimana, diciamo, tra Natale e Capodanno, precisamente dal 27 al 29 dicembre. Mi auguro che per quella data venga fatta chiarezza, soprattutto sulla portata delle norme, che vengano messi a disposizione tutti i dati necessari e naturalmente, se questo non dovesse accadere, andiamo incontro a qualcosa di altamente negativo per l'Italia. Delle scelte che voi non condividete della manovra, qual è secondo lei la più urgente da cambiare rispetto al testo in corso? Il tema della sanità. Guardi, questa è veramente una questione fondamentale che riguarda tutti i cittadini
anche quelli del Veneto ovviamente, senza risorse per la sanità e per la sanità pubblica, e solo cioè con una parte di risorse per contrastare il caro bollette per qualche mese, noi rischiamo di non garantire ai cittadini la possibilità di potersi curare in una sanità pubblica, di poter accedere alle visite specialistiche che già hanno delle liste lunghissime di attesa, di non avere medici di base, e insomma di non procedere con quell'integrazione territoriale tra medicina, diciamo, ospedaliera e prestazioni sanitarie, diciamo, sociali. Ecco, quindi noi su questo abbiamo chiesto di incrementare notevolmente il fondo a favore della sanità, perché c'è il rischio proprio del fallimento della sanità pubblica del nostro Paese. Oggi peraltro i medici di famiglia, i medici in piazza in generale, pochi medici di famiglia e posti letti in ospedale, lunghe file in pronto soccorso, la politica intervenga o corriamo il serio rischio di non riuscire più a salvare la vita delle persone, così dice il segretario nazionale della Funzione Pubblica della CGIL, medici e dirigente del Servizio Sanitario Nazionale Andrea Filippi. Oggi c'è anche in tutto il Veneto, come in tutta Italia, la protesta dei medici di base che visiteranno a lume di candela per dire siamo ridotti al lumicino. Questo è un tema importante anche nel Veneto. Sì, noi l'abbiamo messo in evidenza mesi scorsi, ci siamo mossi così a livello del Partito Democratico del Veneto e a livello di gruppo in Consiglio regionale per mettere in evidenza sostanza tre cose: che i tempi nei pronto soccorso sono tempi lunghissimi, insopportabili, e che i tempi per avere una visita specialistica sono lunghissimi, mediamente di mesi e anni, e questo lede i diritti dei cittadini che invece se vanno nella sanità privata possono farsi subito una visita. Il numero dei medici e degli infermieri negli ospedali è sotto i parametri, e chi può se ne va e chi può va in pensione il prima possibile senza che ci sia un adeguato turnover, e ci sono tantissimi cittadini veneti che si trovano senza i medici di base. Questo per errori fatti dalla Regione circa la programmazione dell'ingresso di medici che potevano fare il medico di base. Nelle altre regioni non è andata così, e invece i numeri nel Veneto sono altamente al di sotto delle soglie necessarie, e quindi bisogna investire. Abbiamo proposto di metterci più risorse e soprattutto di invertire questa programmazione che è stata sbagliata nel corso di questi anni. Strettamente legato alla sanità è anche la questione degli Spisal, ed è strettamente legato purtroppo alla tematica, alla piaga degli infortuni sul lavoro. Ieri abbiamo raccontato, rivedremo il servizio di Cristian Boy fra poco, l'ennesima vittima sul lavoro, il 43enne che a Cessalto è morto asfissiato dalle esalazioni nella cisterna di un'azienda vitivinicola. Il segretario generale della CISL Belluno Treviso, Massimo Paglini, ha detto che bisogna istituire il reato di omicidio sul lavoro, e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin ieri tuonava sugli Spisal. La regione ha promesso ma non ha mantenuto. Sì, guardi, qui bisogna dire davvero le cose come stanno. In un paese moderno non è più possibile morire sul luogo di lavoro. Vanno introdotte norme di sicurezza, di formazione e di tutela dei lavoratori che devono essere rispettate. In questo senso vanno aumentati anche i controlli assieme alla formazione, e per fare i controlli è necessario avere gli strumenti adeguati a cui lei faceva riferimento. Purtroppo nel corso di questi mesi ci accorgiamo che ancora una volta nella nostra regione siamo indietro, perché a fronte di risorse messe a disposizione dal precedente governo, dal governo Draghi, per gli organismi regionali, per i controlli che devono essere fatti, la regione non ha proceduto, pur avendo le risorse, con le assunzioni necessarie. Per fare i controlli e per mettere in sicurezza il mondo del lavoro e i lavoratori è necessario che vengano praticate buone norme, e perché queste vengano realizzate è necessario anche che qualcuno le controlli. C'è un ritardo anche in questo della Regione Veneto, e c'è una
necessità al più presto di definire un sistema di controlli adeguato, con il personale adeguato, le cui risorse sono state messe a disposizione. Chiudiamo con una vicenda che sta scuotendo l'Italia e l'Europa, il cosiddetto Qatar Gate, la presunta Tangentopoli di Bruxelles legata appunto al Qatar, all'ammorbidire le posizioni dell'Unione Europea sul Qatar e soprattutto sull'evento dei mondiali, ma non solo. Una inchiesta che si sta allargando, scrive Repubblica in queste ore, gli italiani pagati dai servizi segreti del Marocco. Peraltro nell'inchiesta belga si parla di Italian Job, quindi proprio un sistema tra virgolette italiano. Elly Schlein dice sempre su Repubblica: la questione morale è quanto più che mai attuale anche per noi, anche per la sinistra, mentre abbiamo Alessandra Moretti che per bocca del suo legale dice che querela il Fatto Quotidiano per le gravissime illazioni riportate in prima pagina, totalmente false, prive di ogni fondamento, tutela della propria onorabilità. Ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi per i contenuti altamente diffamatori, dice macchina del fango in azione, vergogna. Alessandra Moretti, lo sappiamo, la sua assistente ha avuto l'ufficio sigillato, sequestrato per controlli. Allora è una vicenda molto complessa, una vicenda che però scuote ovviamente l'Europa e, come dice Elly Schlein, ripropone la questione morale anche nella sinistra. Cosa pensa? Che innanzitutto il Partito Democratico ha già dichiarato di voler essere parte civile nel processo che ci sarà e che naturalmente questi comportamenti che la magistratura sta verificando delle persone che sono state oggetto di queste indagini sono comportamenti che non devono appartenere alla cultura politica della sinistra, del Partito Democratico, per la quale la questione morale, basterebbe ricordare Berlinguer o Zaccagnini, sono dei valori fondamentali da tenere sempre in considerazione, sui quali avere sempre la guardia molto alta. Ora la magistratura belga farà le indagini e io quello che voglio dire è che non solo c'è il rischio, di una mancata lealtà nei confronti delle istituzioni, ma c'è il rischio anche di una mancanza di lealtà nei confronti di quelli che sono i valori fondamentali di una forza come il Partito Democratico. Quindi non c'è dubbio che il lavoro che farà la magistratura dovrà essere verificato, che le garanzie devono essere per tutti e che però, se verranno accertate le responsabilità, chi ha queste responsabilità dovrà pagare e per quanto ci riguarda il Partito Democratico, come ho detto, si costituirà parte civile, perché non è questa, parliamoci chiaro, né la storia né l'orizzonte di valori al quale si può appartenere. Chiarissimo, grazie allora al senatore Andrea Martella, buon lavoro anche per le prossime settimane, c'è una manovra da portare a casa in qualche modo, quindi il corsa contro il tempo è anche per chi lavora in prima linea nel ramo parlamentare. Buon lavoro e arrivederci, grazie. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie davvero. Torniamo alla cronaca, poi torneremo ad affrontare alcuni di questi temi nella seconda parte della nostra prima edizione con gli altri ospiti politici, ma la cronaca incombe da Padova con una violenta aggressione che ha scioccato il centro città a colpi di mannaia in Corso del Popolo. Agita un coltello, lo brandisce, prima minaccia, poi colpisce un uomo e una donna che gli sono accanto. Sono le 18 di mercoledì, Corso del Popolo a Padova, nell'ora del rientro a casa di residenti e pendolari diretti verso la stazione. In 2 finiscono in ospedale con ferite leggere. Le indagini dei carabinieri permettono di rintracciare poche ore fa tutti gli attori di questo ennesimo episodio di criminalità. A brandire il coltello un 25enne tunisino residente a Padova con la moglie, che è la donna ritratta dalle immagini. Immediatamente
denunciato per lesioni personali aggravate. Il giovane fuggito, invece, è un minorenne tunisino che i militari hanno identificato ma non ancora rintracciato. Un episodio di violenza che riapre una ferita in città a cui poche ore fa l'amministrazione Giordani aveva dato una risposta con l'attivazione, con prefetto e questore, di un presidio fisso a ridosso di Corso del Popolo in piazza Gasparotto. È certamente un passo in avanti che recepisce una richiesta che da tanti anni noi facciamo come Lega e che parte dalla necessità di avere un presidio fisso delle forze dell'ordine e della polizia locale. Del resto non dimentichiamo che noi abbiamo chiesto la questura in stazione. Esasperati i residenti della zona, continua il consigliere Mosco. Continuano a chiederci aiuto i residenti che abitano in zona stazione, in Corso del Popolo, che hanno paura della loro incolumità, della propria e anche quella dei figli, così come anche le tante donne, come quella di ieri che ha rischiato di essere accoltellata, o come il turista che solo qualche settimana fa è stato preso a bottigliate passando dalla stazione in centro storico. Questa situazione per noi è insostenibile. Nel Vicentino a Schio invece un'anziana derubata in casa. Un'ombra in casa, qualcuno che si muove. È la brutta avventura vissuta da una 89enne nel suo appartamento a Schio, ma la signora non si perde d'animo, affronta l'intruso e si trova di fronte a una donna. È lei che si è introdotta abusivamente in casa dell'anziana, forse approfittando di una porta lasciata aperta. La proprietaria di casa invita la sconosciuta a uscire immediatamente e la donna, una 28enne, se ne va. Purtroppo, subito dopo, la vittima si accorge che dalla propria camera da letto sono stati portati via oggetti d'oro per un valore di 1.000 euro. Ma ancora una volta la signora non si perde d'animo e senza perdere tempo chiama immediatamente i carabinieri, ed è la scelta giusta. Sì, perché grazie alla tempestività con cui la vittima agisce, i militari accorsi sul posto sviluppano subito le indagini. Grazie anche alla puntuale descrizione fornita dalla signora viene identificata la presunta ladra. Si tratta di una donna di origine padovana che, nonostante la giovane età, ha già alle spalle diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. C'è da chiedersi, semmai, come si possa intervenire a livello legislativo per evitare che in Italia chi ha precedenti continui a portare avanti condotte illegali. In questo caso la 28enne è stata denunciata in stato di libertà. Adesso la pubblicità, poi di nuovo in diretta. Non posso rilasciare dichiarazioni, mi dispiace. Quindi non rilasciate dichiarazioni al momento? Al momento no. Non c'è nessuna voglia di parlare alla Corvezzo Wine di Cessalto, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Marca. Qui tra i vigneti e le cantine di Via Palù, Dritan Meccai, 43 anni, era uno di casa, esperto vinierista. A ucciderlo, stando alla prima ricostruzione a ridosso del mezzogiorno, delle esalazioni all'interno di una cisterna in acciaio in autoclave utilizzata per lo stoccaggio del vino. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUM-118, subito raggiunti dallo Spisal, dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e dai carabinieri per tutti i rilievi del caso. C'è da capire come un operaio così esperto sia morto tanto atrocemente. Dritan lavorava da anni alla Corvezzo Winery, il cui patron Renzo è stato presidente del Calcio Treviso, era sposato con una connazionale e padre di un bambino di 11 anni. Lo stesso sindaco che si mette a disposizione della famiglia parla di un uomo perfettamente integrato. Dall'inizio degli anni 90, insomma, e non era difficile vederlo passeggiare per il paese con il figlio, quindi ancora di più mancherà. A nemmeno 2 settimane dall'ultimo infortunio mortale, altro sangue macchia la nostra provincia, afferma Rosita Battaina della Fly CGL. Il richiamo del sindacato sul tema sicurezza resta ancora inascoltato. Di Veneto maglia nera per gli incidenti sul lavoro parla poi la consigliera regionale 5 Stelle Erika Baldina. Zaia non mantiene le promesse sugli Spisal. Da tecnico anch'io, insomma, ho lavorato nelle cantine e so quanto pericoloso sia, posto che stiamo parlando di una cantina serissima che insomma spiace ancora di più.
Abbiamo sentito prima le parole anche del segretario generale della CISL Belluno Treviso, Paglini. Bisogna istituire il reato di omicidio sul lavoro. Proprio ieri, il CGIL in piazza, varie manifestazioni contro la manovra, c'è anche ovviamente il tema del lavoro, della sicurezza sul lavoro, nel bellunese in particolare, davanti a un luogo simbolo caldo dal punto di vista del lavoro di queste settimane. Oggi la manovra sia proprio l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Abbiamo un problema di diseguaglianza e invece la stiamo accentuando proprio grazie a causa di questi interventi. Le promesse della campagna elettorale non si sono tramutate in azioni concrete per le fasce sociali più umili che pur all'esecutivo targato Meloni avevano dato il proprio consenso. La manovra non ha inciso sulle pensioni né sulla perdita di potere d'acquisto e ha sollevato mugugni da Confindustria alla Corte dei Conti e soprattutto ai sindacati, che per questo hanno proclamato uno stop di 5 giorni diversificato fra regioni. Oggi è toccato al Veneto. In provincia di Belluno la CGIL ha manifestato davanti alla Epta Costan, l'azienda simbolo dell'autunno caldo del territorio montano, che ha appena lasciato a casa con un SMS 112 persone. Persone che, non dimentichiamolo, hanno delle storie, hanno delle famiglie, hanno necessità di portare a casa un salario dignitoso e di non essere sempre in ansia a fine mese per un rinnovo del contratto che non si sa se arriva o non arriva. Per quello che siamo qua in zona industriale alimana è quello della precarietà. La reintroduzione dei voucher è proprio esattamente la voglia di costruire un mondo del lavoro basato sulla precarietà, basato sui bassi diritti, anzi sull'annullamento dei diritti. Quasi un centinaio di persone al presidio in rappresentanza delle aziende del territorio. I lavoratori sono quelli che purtroppo risentono della situazione, come sempre, l'ultima ruota del carro. Senza la visione di alcun correttivo, difficile intravedere il futuro anche per chi lavora in Luxottica. Noi chiediamo che ci sia un supporto economico e sociale alle categorie più deboli. Esempio, da dove proveniamo noi, da Luxottica, nel territorio viene vista come un'azienda privilegiata, quando in realtà nel quotidiano abbiamo centinaia di famiglie in difficoltà. E i presidi sono stati un po' in tutto il Veneto ieri, anche davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove in particolare ha parlato per un'altra questione il dottor Tiberio Monari, psichiatra di Pieve di Soligo. Quello della salute mentale, dice, un'emergenza sanitaria nel Veneto e nella Marca, mancano professionisti. Allora vediamo il servizio sull'allarme del settore salute mentale. Non è quello che vedo in preview, lo dico la regia, ma è il servizio, eccolo qui, vediamolo. I disturbi alimentari sono in notevolissima crescita, voglio dire, poi è un disturbo molto particolare che richiede, voglio dire, una formazione particolare adeguata. I giovani, voglio dire, c'è un aumento dei suicidi, c'è una situazione di disagio giovanile elevatissimo, ma poi anche tante altre fasce d'età, voglio dire, gli anziani, gli adulti, così via. È veramente una situazione di emergenza sanitaria. La fotografia è amara, a tratti sconvolgente, eppure per la salute mentale non si fa abbastanza, dice Tiberio Monari, psichiatra di lungo corso nel distretto di Pieve di Soligo, che nel corso del presidio CGIL davanti al Cafoncello mette in fila numeri e criticità. La situazione in Veneto e anche nel distretto di Pieve di Soligo, Treviso, è estremamente problematica. Allora, un dato, il Veneto è una della terzultima regione come investimenti nella salute mentale, investe 2,23%. sulla salute mentale. Se investisse il 5% dovrebbe investire 150 milioni di euro all'anno in più. Questione di risorse ma soprattutto di personale. La carenza di professionisti resta il vero nodo da sciogliere, eppure si assiste a un paradosso. Nel 2021 c'erano 30 posti nella specializzazione di psichiatria a Padova, stati ridotti a 20, 25 a Verona stati ridotti a 18, allora mi dico ma che gioco stiamo facendo? La cronaca dell'ultimo anno, ricorda lo stesso Monari, è stata contrassegnata da fatti estremi. C'è stato un omicidio anche recentemente, voglio dire, di un ragazzo che ha ucciso la madre, voglio dire, sono state altre situazioni così. Ma poi al di là di questi eventi eclatanti sono tantissime sofferenze da parte dei pazienti e dei familiari che, voglio dire, è incredibile che non si prendano dei provvedimenti su questa cosa. Monari ne chiede uno in particolare. Assumere anche quelle figure, ad esempio gli psicologi, di cui, voglio dire, il mercato tra virgolette ne è pieno e che non sono in estrema carenza.
Torniamo a Padova, una operazione di cronaca della Guardia di Finanza, una discarica abusiva scoperta in zona industriale. 10 auto, 2 autocarri, 5 furgoni e poi 16 bombole di gas, nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una vera e propria discarica abusiva di circa 700 metri cubi di rifiuti, quella scoperta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza nei 1000 metri quadrati di superficie adiacente a un capannone nella zona industriale di Padova. Tutto il terreno è stato sottoposto a sequestro. Il titolare della ditta individuale, sprovvista di qualsiasi autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, è stato denunciato ed è stato segnalato alla provincia, che avvierà le procedure per la riscossione della cosiddetta ecotassa, un'indagine portata a termine dalle Fiamme Gialle anche grazie a una ricognizione eseguita dall'alto dalla sezione aerea di Venezia. Con la Guardia di Finanza sul posto hanno operato i tecnici dell'ARPAV, i vigili del fuoco e la polizia locale di Padova. Restiamo a Padova, ma lasciamo la cronaca, ci torneremo fra poco e parliamo di Sant'Antonio, o meglio dei pellegrini di Antonio 2022 che sono stati ricevuti da Papa Francesco. In collegamento per noi la nostra Chiara Gaiani, proprio davanti alla Basilica del Santo. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio davanti alla Basilica del Santo con Fra Giovanni Milani e con Alberto Friso, pellegrini di Antonio 2022. Li abbiamo visti partire a giugno dalla Basilica, che ieri hanno idealmente concluso il loro pellegrinaggio proprio con l'udienza con Papa Francesco. Fra Giovanni e Alberto Friso c'erano entrambi. Fra Giovanni, com'è stato l'incontro con Papa Francesco? Sì, sicuramente tanta emozione, ma proprio perché era così un progetto anche forse non pensato di arrivare sino poi da Papa Francesco. Poi gli eventi hanno portato anche l'udienza di ieri ed è stata veramente un'emozione, anche perché eravamo in 11 con i camminatori e 4 di noi poi davanti proprio da Papa, di cui abbiamo potuto anche così parlare e consegnare anche alcuni nostri regali. Perché Papa Francesco era molto interessato al vostro racconto, al vostro cammino. Sì, prima di me c'era padre Roberto Brandinelli e lui aveva portato la reliquia che ha accompagnato il cammino. E io invece avevo consegnato a Papa Francesco questa mattonella in cui rappresenta Sant'Antonio in cammino e lui è rimasto molto contento nel vedere questa immagine in cui c'è Antonio camminante, e una simile a questa con la dedica a lui dedicata l'abbiamo lasciata a lui. Questa mattonella, abbiamo detto anche a Papa Francesco, noi l'abbiamo lasciata ad ogni comunità che abbiamo toccato nelle nostre tappe di quest'estate, e lui è davvero rimasto molto contento, è rimasto anche un po' più del tempo previsto con noi. E dopo di me è arrivato poi sia la Patrizia, colei che ha camminato con noi anche, e poi anche Alberto. Ecco, Alberto Friso l'abbiamo visto davvero tante volte, ci ha accompagnato anche in molte di queste dirette, ha seguito proprio tutto il percorso, ha fatto questi ideali 3 milioni di passi risalendo lo stivale sulle orme di Antonio 2022 per poi arrivare qui a Padova il 9 di ottobre, però ieri è stato proprio una sorta di sigillo. Gli avete consegnato la maglietta arancione, Alberto? Sì, la maglietta arancione l'abbiamo consegnata, ho visto poi, perché lì l'emozione non permetteva di essere lucidissimi, per dire la verità, però abbiamo visto anche dalle immagini poi che ha guardato con molta attenzione, chissà, il tau che avevamo davanti o forse il nome Francesco e Antonio, nome che noi avevamo messo sulla maglietta perché nell'800° dell'incontro tra San Francesco e Sant'Antonio, ma in questo caso, avendo visto Papa Francesco, Sant'Antonio che va da Francesco, chissà quale dei due lo ha colpito di più. Questo, la benedizione che ci ha dato, le parole che ha speso per tutti, ma noi le abbiamo sentite importanti, di essere vigilanti. Ecco, che cosa vuol dire per noi oggi che ripartiamo 2023, chissà cosa porterà avanti la devozione antoniana. Ecco, come essere vigilanti dopo quello che abbiamo vissuto di bello quest'estate. Ecco, nel frattempo Antonio è tornato a viaggiare. Fra Giovanni Milani è responsabile della peregrinazio di Antonio. Tra l'altro annunciamo che domani sarà a Trieste una reliquia di Antonio.
Sì, sarà sempre quella reliquia che ha camminato con noi, e domani, proprio per i 100 anni dell'Ordine Francescano Secolare, e così concluderemo un po' anche questa esperienza molto bella. Quindi ieri Roma, domani Trieste, e davvero ogni volta che Antonio raggiunge una comunità, raggiunge persone, c'è davvero tanta richiesta e tanta bellezza dello stare con Antonio. A me piace sempre dirlo, 800 anni dalla morte di Antonio, eppure Antonio è vivo più che mai. Abbiamo visto ieri, e vedremo anche sicuramente domani, ma poi tutta quest'estate. Bene, allora ringraziamo Fra Giovanni Milani e anche Alberto Friso, e se non ci sono domande da studio ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gaiani e ai tuoi ospiti. Restiamo a Padova però, perché nel frattempo la diocesi di Padova è scossa da una notizia, da un annuncio, l'addio di uno dei sacerdoti più noti della diocesi, Don Luca Favarin. È comodo, facile, forse un po' ipocrita accogliere Dio come simbolo nelle nostre case, nelle nostre chiese, e usciti in strada invece avere degli atteggiamenti che sono esattamente il contrario. Praticamente 4 anni fa, era il 3 dicembre 2018, la prima dichiarazione fuori dal coro del Don dei Migranti, Don Luca Favarin, fondatore della cooperativa Percorso Vita Onlus. Questa volta le dichiarazioni Don Luca le affida ai social e per la prima volta si pone in aperta polemica con la curia. Mi si dice quello che fai crea disagio alla diocesi, scrive in un post. Cara istituzione ecclesiastica, quello che facciamo è creare inclusione, solidarietà, accoglienza. Lo chiamate disagio, continua, è considerato incompatibile, ne prendo atto. E per marcare le distanze ancora di più, apertamente si dichiara favorevole a unioni tra persone omosessuali e ad una legge sul fine vita. Immediata la risposta della diocesi, che affida in un comunicato il suo pensiero, ricordando come la vita della Chiesa sia costellata da opere di carità. Pur riconoscendo lo spirito umanitario e solidale che anima l'operato di Don Luca Favarin, dice la nota della diocesi, da parte sua non si è trovata condivisione di metodo. Pertanto la diocesi non può essere coinvolta nelle sue attività, che vengono ad assumere carattere imprenditoriale. A febbraio, infatti, la cooperativa Percorso Vita, che già gestisce un ristorante in zona Chiesa Nuova, si era aggiudicata la gestione del locale che si affaccia sulla Cappella degli Scrovegni agli Eremitani, un'acquisizione che aveva portato al licenziamento delle 2 storiche bariste. Cercato dai giornalisti, Don Luca, dopo l'apertura sui social, chiude qualsiasi dichiarazione. Cari amici giornalisti che mi state cercando oggi, dice, sull'argomento ho scritto su Facebook e non tornerò. Restiamo a Padova, però c'è la sanità in primo piano. Fra poco vedremo la protesta anche dei medici a lume di candela, che riaprirà la nostra pagina politica, ma c'è anche da fare i conti con l'influenza sempre più aggressiva in tutto il Veneto. Nel Padovano sempre più accessi e ricoveri in pediatria, anche 3 bimbi in terapia intensiva. L'influenza stagionale sta per raggiungere il suo picco, lo testimoniano le centinaia di accessi giornalieri al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova. I bambini sono la fascia più colpita non solo dall'influenza, ma in genere dai virus respiratori, soprattutto i più piccoli. Perché i bambini di fatto sono la popolazione che non ha una memoria di contatti precedenti con i virus influenzali e frequenta le comunità e quindi facilmente è soggetta a questa infezione. I bimbi ammalati sono tantissimi, in minima parte sviluppano conseguenze gravi, ma nei primi 13 giorni di dicembre i ricoveri in pediatria sono già stati 25, 3 di questi in terapia intensiva. Abbiamo già superato in termini numerici il numero di ricoveri per influenza rispetto a tutti quelli che abbiamo avuto nel mese di novembre, a dire che c'è proprio una grande impennata dei ricoveri. In pediatria sono stati riaperti anche gli ambulatori container per consentire di isolare i bambini influenzati e quelli positivi al Covid. Abbiamo ripreso l'utilizzo di cosiddetti ambulatori mobili, diciamo, ci piace chiamarli così, che sono stati posizionati all'esterno del pronto soccorso. Vivono questi ambulatori già dall'epoca Covid, sono stati utilizzati per funzioni variabili, come ambulatorio, come spazi di esecuzione di tamponi, quindi c'è una flessibilità nel loro utilizzo, sono perfettamente attrezzati a norma per essere degli ambulatori e c'è una previsione anche di aumentarli qualora fosse necessario. Anche il personale infermieristico verrà presto rafforzato in queste settimane di picco influenzale per far fronte agli accessi in pronto soccorso pediatrico, che aumentano soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali.
Allora, la sanità, l'abbiamo detto nella nostra prima parte della prima edizione della nostra trasmissione, la protesta oggi dei medici di medicina generale, quella delle visite a lume di candela. Vediamo proprio a Padova. Si accendono le luci delle candele. Qual è il messaggio simbolico che volete lanciare? Praticamente che la medicina di famiglia è al Lumicino. Il centro Arcella Medica Medicina di Gruppo, che ospita 6 medici di medicina generale, spenderà per luce e gas da gennaio ad ottobre di quest'anno 13.302 euro. Lo scorso anno, per l'intero anno, aveva speso non più di 6.847 euro. Non è difficile comprendere perché oggi tutti i medici di medicina generale hanno deciso simbolicamente di protestare, scegliendo di spegnere le luci e visitare i loro pazienti a lume di candela. La crisi economica ha praticamente triplicato le spese di gestione degli studi, degli ambulatori, che sono tutti a carico del medico. E la cosa, come dire, che ci ha un pochino stupiti e dispiaciuto è che nei provvedimenti legislativi, sia il decreto aiuti quater che l'attuale finanziaria, la medicina di famiglia è stata dimenticata. Ora questo ci preoccupa parecchio, anche perché noi siamo impegnati e speriamo anche il nuovo governo, soprattutto il nuovo ministro, in una evoluzione della medicina generale che si è visto quant'è stata importante durante la pandemia. Il dottor Crisera, uno dei 6 medici al lavoro in via Lippi, di pazienti oggi in agenda ne ha segnati 20, per domani ce ne sono già 16 prenotati. Il suo lavoro non è cambiato, anzi con la stagione invernale è aumentato. Da gennaio ad oggi ne ha visitati 14.539, eppure nessun aiuto è arrivato a lui come ai suoi colleghi, liberi professionisti, un aiuto per sostenere i rincari dell'energia. La crisi dell'assistenza sul territorio diventa sempre più importante e chiaramente questo dimenticarsi ogni volta del medico di medicina generale porta al lumicino il sistema sanitario nazionale e speriamo che riusciamo a non farlo spegnere. Visite a lume di candela in tutti gli ambulatori oggi, ma non candele qualsiasi, sono le stesse che illuminano il Vaticano. Speriamo che con l'aiuto anche del Padre Eterno queste candele illuminino la mente dei nostri politici locali e nazionali sull'importanza del medico di famiglia. Insomma, i medici si affidano addirittura al Padre Eterno per la loro situazione. Saluto e ringrazio per la nostra parte politica, prima poi ve lo ricordo della parte con Alice Montagnier dalle 13.30 parleremo di salute e di disagio mentale. Roberto Grigoletto, buongiorno. Buongiorno. Torna a trovarci Terzo Polo in Consiglio Comunale a Treviso, in collegamento Skype il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso, Giuseppe Montuori, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai spettatori. Montuori, parto da lei. Che effetto fa vedere i medici di famiglia, i medici di base con i lumini? Dispiace moltissimo. Ovviamente l'aumento dei costi dell'energia sta impattando su tutto quello che è il sistema socio-sanitario e anche quello assistenziale. È una cosa molto seria che va tenuta in considerazione compatibilmente con quello che si può mettere in campo in termini di risorse per cercare di tamponare tutte queste situazioni. Ci rendiamo tutti conto che non è semplice poter buttare liquidità per agevolare medici famiglia, ma non solo, ospedali, comuni, residenze per anziani, tutte queste strutture che hanno avuto incrementi di costi anche del 100%. Frutto della speculazione che sta avvenendo sul mercato del gas e dell'energia, che però non è che si può tamponare sempre con risorse dello Stato. Va valutato bene quali misure si possono mettere in campo. Certamente vanno aiutati, ma compatibilmente con quelle che sono le disponibilità finanziarie di una regione, di una nazione che oggi non può fare tutto. Ci saranno necessariamente dei compromessi. La protesta, sì. La protesta parte dalle bollette, ma va anche verso l'altro tema, cioè quello dell'assenza dei professionisti. Questa è un'altra lacuna molto importante anche in Veneto. Certo, i professionisti mancano dappertutto, mancano professionisti, mancano medici, mancano infermieri, mancano operatori sociosanitari. Non è un problema solo veneto, è un problema italiano, non è che questa mancanza è ormai diventata strutturale.
I medici mancano perché ci sono pochi medici che escono dalle università, gli infermieri mancano per la stessa ragione, gli operatori sociosanitari perché è un mestiere poco compreso che invece sarebbe da valorizzare e ci sono poche persone che intraprendono quel tipo di percorso. Sicuramente vanno fatte azioni che definirei anche di marketing su questo tipo di percorsi, in particolare quelli legati agli operatori sociosanitari e agli infermieri. Per quanto riguarda i medici ci sono da fare delle profonde valutazioni relativamente ai corsi universitari che poi dovrebbero arrivare a sfornare nuovi medici che oggi sappiamo sono a numero chiuso, quindi sono da fare delle importanti valutazioni su questo, e dall'altro lato cercare di capire come trattenere i medici che invece vanno verso il privato o verso l'estero, ancora peggio, perché sono poi ben apprezzati, perché le nostre università sappiamo tutti che sfornano ottimi profili, però c'è da capire cosa fare per poterli trattenere, motivare, fare stare in Italia, oppure per non far andare i medici che lavorano nel pubblico verso il privato. Ci sono da fare anche su questo profonde riflessioni a livello regionale e a livello nazionale per mettere in campo strumenti idonei a trattenere le persone, soprattutto quelle dei medici di base, dove ormai la carenza è diventata drammatica, perché ci sono comuni che hanno medici con 1500 pazienti, che è una cosa ovviamente per chiunque, anche chi non è medico come me o come altri, può comprendere che curare 1500 pazienti, o non curare ma controllare 1500 pazienti è complesso, quindi sicuramente è un problema in cui la politica deve attivarsi immediatamente. Grigoletto. Ma vedere i medici ridotti al lumicino è una cosa che davvero grida vendetta al cospetto di Dio, nel senso che insomma avremmo dovuto imparare e anche insomma far tesoro, purtroppo non nel bene ma nel male, di quello che è accaduto con la pandemia e questi 2 anni che abbiamo attraversato, le difficoltà della sanità, l'impreparazione anche delle nostre strutture, degli ospedali. Tutte cose che a quanto pare, con la memoria corta che io non dico tanto gli italiani, dico la classe politica italiana ha, ci siamo già evidentemente dimenticati, perché io sono d'accordo che le risorse sono quelle, che la coperta è corta, ma dall'altro lato penso anche che sia una scelta politica quella di investire sulla sanità, sull'istruzione, ma fondamentalmente sulla sanità, visto quello che è accaduto non secoli fa, ma un paio di anni fa, in tutto il mondo e qui da noi, con le importanti ricadute che ha avuto, quanto importante sia invece continuare investire nella ricerca, ma non soltanto nella ricerca, ma anche negli ospedali, nei medici, ed invece le scelte, insomma, passata l'emergenza, si continuano a fare su altre cose. Si investe quelle poche risorse magari che ci sono, però su altro, magari su quello che forse elettoralmente conviene di più. Questo non è, a mio avviso, assolutamente accettabile. Poi certo c'è un'emergenza anche nella gestione appunto della sanità, con la carenza di medici. È vero che è un problema nazionale, ma qui nel Veneto dobbiamo dirlo che è una carenza importante, non possiamo negarlo. Certamente c'è il problema chiaro del numero chiuso a medicina. Io lo trovo francamente una contraddizione, se posso dire, perché onestamente il medico lo valuti in uscita quando è formato, ma non puoi pensare che un ragazzo che deve ancora iniziare gli studi di medicina possa già essere escluso dal frequentare questo percorso. È una contraddizione in termini questa. Piuttosto mettiamo degli sbarramenti ad altri livelli durante la formazione o prima che si laurei, ma voglio dire, non puoi metterla pregiudizialmente all'inizio di una carriera, peraltro una carriera che è assolutamente richiesta oggi, vista appunto la carenza di medici. Io davvero rimango basito e mi domando come appunto la politica a tutti quanti i livelli, ora quella nazionale, anche con le scelte del nuovo governo, insomma, che forse magari ci si attendeva, ma questo non vuole essere chiaramente una provocazione, ma forse molto, molto serenamente un'attesa che il nuovo governo magari potesse dare in questi termini, a questo proposito, una svolta, no? Ed invece mi pare che su questo non stia investendo. E poi anche la regione, sinceramente non mi pare che si continui piuttosto a preferire di fare le rotonde, i terragli e quant'altro, o le strade, ma sulla sanità non mi sembra ci sia una svolta. E Montuori, insomma, Grigoletto dice è una scelta anche politica quella di investire sulla sanità.
Certo, tutto quello che è decidere dove investire è una scelta politica. Il punto è che il governo è insediato da poco più di un mese, si è trovato ad affrontare tutta una serie di dossier che erano urgentissimi e ha deciso di investire la quota parte maggiore delle risorse della legge finanziaria sull'abbattimento dei costi dell'energia. Perché non si può fermare il paese. È chiaro che probabilmente non sono stati coinvolti tutti. Oggi ci sono stati appunto interventi a favore del terzo settore, delle IPAB, di tutta con centinaia di milioni messi a disposizione. Non è facile poter garantire a tutti una copertura di quei costi, ma penso che tutti gli italiani si possano rendere conto, e tutti i telespettatori si possano rendere conto del fatto che se la speculazione fa aumentare del 100% i costi dell'energia, non è che lo Stato si mette domani a stampare moneta o l'Europa a stampare moneta per andare a tamponare questo tipo di emergenza. Non è fattibile, non è possibile. Purtroppo è triste, è grave. Penso che il governo Meloni si stia interessando soprattutto di trovare una soluzione a livello europeo per cercare di abbattere il costo dell'energia, ma d'altra parte contro la speculazione oggi di un mercato che è governato da pochi player in una borsa che è come la borsa di un gruppo di amici che gestisce la speculazione del gas. Poco si possa fare con una manovra che deve rimanere entro determinati limiti per evitare che poi ci siano anche lì le speculazioni sul nostro paese che vedono la crescita dello spread, perché ci verrebbero a dire che stiamo spendendo male le risorse. Il governo Meloni è arrivato da un mese e mezzo, si farà tutto quello che è possibile. Se poi la domanda è interesse primario investire sulla sanità? Sì, assolutamente sì. Ricordo però che la sanità veneta è ancora un'eccellenza non a livello italiano, a livello internazionale. Quindi si sta facendo tutto il possibile. La sanità, a nostro avviso, deve comunque rimanere pubblica e vanno fatti gli investimenti possibili in questa fase. Quando usciremo da questa emergenza andranno anche riviste tutte le situazioni legate all'aspetto assistenziale, perché il Covid ci ha fatto capire quanto è importante seguire le persone e quanto per gli italiani è importante l'aspetto sociosanitario. Per fare questo bisognerà comunque togliere risorse da qualche altra parte o meglio investire sulle aziende e sui lavoratori per far sì che ci sia chi paga le tasse che poi ci permettono di avere servizi sempre più alti. Allora veniamo alla manovra, visto che parliamo un po' anche di scelte importanti politiche. La Unione Europea, la Commissione Europea ha vagliato la manovra del governo Meloni, quindi c'è stato l'ok, però con dei rilievi, insomma rilievi che sono arrivati sulla questione dei contanti, il tetto ai contanti e anche il POS, la nuova richiesta di riduzione del cuneo nel mirino dell'Unione Europea, o meglio della Commissione Europea. Anche gli aiuti sull'energia, dice l'Unione Europea, deve arrivare alle famiglie più vulnerabili, e anche bocciate quota 103 con i 41 anni di contributo, quindi parliamo di pensione, la nuova opzione donna legata ai figli. Insomma, rilievi della Commissione Europea che però ha vagliato e passato, diciamo, la manovra Meloni. Il terzo polo a questo, diciamo, manifesto programmatico è quello di valutare le cose e senza pregiudizi, quindi di accettare quello che si ritiene giusto e di invece contrastare o proporre le cose che si ritengono sbagliate. La manovra, come la giudica? Cosa deve essere cambiato? Ci sono più aspetti dal mio punto di vista. Innanzitutto quello del tetto al contante. Calenda l'ha definita una stupidaggine quella. Io credo che sia un aspetto decisivo, e quindi che abbia ragione Calenda, perché è importante. Io credo combattere l'evasione e crediamo che insomma, il tetto al contante in questo possa incidere, magari non in maniera decisiva, voglio dire, ma possa incidere fortemente. Io penso sia necessario questo. Poi anche sul discorso pensionistico, anche da questo punto di vista, che pure è una questione che è tanto dibattuta e in tanti modi si è cercato di affrontarla, di aggredirla, io penso che su questo debbano essere fatte delle ulteriori riflessioni. Il terzo polo ha fatto una contromanovra, in 48 ore ha portato alla Premier Meloni una controproposta. È vero, su alcune questioni si è dichiarato favorevole anche a concorrere e a collaborare, altre non le capiamo sinceramente, come
come ad aver ad esempio abolito l'app per i diciottenni. Anche quella, voglio dire, è una decisione che anch'essa politica. Ora certamente diciamo c'è molte più emergenze eccetera, però anche il valore dell'istruzione, anche la possibilità di dare a questi ragazzi che escono anche da un'esperienza così impegnativa per tutti, ma per loro in particolare, come quella della pandemia, io penso che noi pensiamo che togliere appunto anche questa possibilità che è fare cultura, che consentire a tanti ragazzi anche di poter crescere dal punto di vista culturale, sia stato un errore. Ecco, sono degli aggiustamenti, io credo, che debbano essere fatti. Dopodiché, se posso fare una lettura politica, dico anche che probabilmente la premier Meloni, ma questo lo dico molto laicamente, perché al suo posto chiunque altro si fosse trovato nella sua situazione, su Edi Giorgetti hanno dovuto fare i conti con la realtà, perché un conto è essere all'opposizione, un conto poi è andare al governo, quindi si promette prima, poi si rende conto che la coperta è corta, come si diceva prima, che le possibilità di intervento sono quelle che sono, che l'Europa ti dice che alcune cose non vanno bene, vanno messe a punto, e Montuori diceva occorrerà arrivare a dei compromessi, e io spero che il compromesso venga inteso in senso virtuoso, insomma, che non sia un gioco al ribasso, ma che sia un miglioramento, perché margini di miglioramento ce ne possono essere, stante la situazione che è difficile, che è critica, me ne rendo conto. Inutile dire la manovra da buttare perché l'ha fatta il governo Meloni. La manovra è una manovra che evidentemente tiene conto della situazione, però io credo, ma penso che Montuori possa condividerlo anche, che delle possibilità di aggiustamento ci siano. Montuori, su cosa secondo voi c'è più apertura al cambiamento? Se c'è apertura. No, ma la manovra è stata presentata in bozza, ora passerà al vaglio delle Camere, e quindi si sa che durante questo vaglio ci possono essere degli aggiustamenti e dei miglioramenti. Sì, la coperta è corta, ma non è che noi dicessimo durante la campagna elettorale che avremmo potuto spendere quanto avremmo voluto, perché tanto le risorse c'erano. Sapevamo benissimo che questa era la situazione e non abbiamo promesso grandi cose, perché coerentemente con quello che è la linea della Meloni, tutti noi, anche nei livelli più territoriali, abbiamo sempre avuto come indicazione quella di comunicare che si sarebbe fatto quello che si poteva fare, proprio per non incorrere nel rischio della speculazione. Quindi Meloni ha sempre detto: non possiamo spendere una lira in più di quella che c'è, perché diversamente domani gli speculatori aggredirebbero l'Italia, facendo quello che ci ricordiamo in passato col governo Berlusconi. Detto questo, si può migliorare? Si può sempre migliorare. Togliere non è stata tolta il buono per i diciottenni. Si è detto che se una famiglia ha magari un reddito di 100.000 euro e si può permettere tranquillamente di spendere quei 500 euro, è meglio che diamo quelle risorse a chi ha meno. Questo penso che sia condivisibile da tutti. È una questione politica, sì, è una scelta politica, lo è tanto quanto quella sul reddito di cittadinanza. Si deve investire nella sanità, certamente siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui usciremo da un'emergenza come questa, che è quella energetica, perché non possiamo prescindere da questo, un aumento dei costi del 100% su tutto quello che è l'apparato dello Stato, aumenta ovviamente i costi in maniera abnorme, per cui i conti con la coperta, dove tirarla, si devono fare per essere pragmatici, per non raccontare agli italiani cose che non si possono raccontare. Dove investiremo dopo, quando usciremo dall'energia, si vedrà, insomma, si faranno delle scelte strategiche che sono quelle che secondo me ha ben già definito il governo Meloni e sulle quali si continuerà a proseguire. Sicuramente in tema sanitario ci saranno scelte molto attente, verso i giovani ci saranno scelte molto attente, ma verranno fatte oculatamente. Mi lasci dire sul tetto al contante. In Germania non c'è il tetto al contante, in Europa ci sono paesi come l'Olanda, come la Finlandia, come altre nazioni che non hanno un tetto al contante. Nel momento in cui l'Europa deciderà di mettere un tetto al contante, allora probabilmente tutti allineeremo le regole e tutti avremo la possibilità di porre un limite di spesa e un tetto. Prima non si può fare, perché oggi se tu hai un paese come la Germania che non lo mette, probabilmente sappiamo che chi ha del contante lo va a spendere in Germania, anche se questo è frutto dell'evasione. Purtroppo è su questo che bisogna intervenire, non è ridurre a livello europeo il tetto al contante uguale per tutti. E quindi c'è già il Consiglio europeo ha già varato su questo una proposta
che è porre un tetto ai 10.000 euro. Ora ovviamente dovrà essere approvata e se diventerà effettiva tutta Europa avrà il tetto al contante. Allora potranno cambiare le condizioni anche in Italia relativamente al tetto al contante. Oggi la Germania non ha tetto al contante, è un paese che ha una bassissima evasione fiscale, quindi non c'è una correlazione. Cioè non è che verrebbe da dire che i tedeschi sono i tedeschi e gli italiani sono gli italiani, purtroppo. Forse. Sì, però è anche vero, ma è anche banalizzare. Sì, perché no, voglio certo, dire, certo, mi rendo conto. Ecco, cioè non è che gli italiani, adesso descrive sempre gli italiani come un popolo di poco virtuosi, noi siamo comunque, io vorrei ricordare con un po' di orgoglio che siamo sempre il settimo paese produttore al mondo, siamo una nazione con un risparmio privato altissimo, certo abbiamo uno Stato che non è efficiente, stiamo facendo le riforme col PNRR che ci siamo trovati e sulle quali ovviamente non è così semplice mettere mano perché non era tutto oro quello che è stato lasciato, ma non vorrei fare quello che si lamenta di quello che c'era prima, bisogna lavorare celermente per permetterci di mettere a terra tutte quelle risorse che stanno arrivando dall'Europa e per fare le riforme di cui l'Italia ha sicuramente tanto bisogno. Rigoletto, sul tetto al contante la soddisfa la risposta di... Ma mi sembra che sia lanciare la palla all'Europa. Sa di fatto che è vero che comunque l'Europa ha fatto questa proposta del tetto di 10.000, però prepariamoci, voglio dire, perché e poi la correlazione Italia-Germania, sinceramente io penso occorra sempre guardare anche allo storico, no? Alla storia anche di ciascun paese. Il nostro non è proprio un paese che da questo punto di vista qua proprio, quindi concorderei con la battuta del conduttore sinceramente che l'Italia è una cosa e la Germania è un'altra. Dobbiamo guardare un po' anche alla storia, per quanto orgogliosi noi siamo di essere italiani e lo siamo, però non dobbiamo neanche, voglio dire, tapparci gli occhi davanti a una realtà. Ogni paese fa storia a sé, c'è una storia importante nel nostro paese da questo punto di vista, importante che non ci rende proprio esemplarissimi, ecco, probabilmente i tedeschi su questo sicuramente anzi ci superano. Però ben venga questa decisione appunto dell'Europa, attrezziamoci, io dico io, prepariamoci a questa possibilità senza attendere che insomma intanto aspettiamo poi se fanno, altrimenti poi si vedrà, cioè attrezziamoci perché secondo me è una strada insomma da perseguire. Sentivo che diceva qualcosa Montuori. Sì, no, voglio dire, se l'Europa, cosa che il Consiglio europeo ha già proposto il tetto al contante a 10.000 euro, adesso la palla passerà alla Commissione e quindi se però viene approvato ben venga, se tutti gli stati hanno un tetto al contante benissimo, cioè, io vorrei ricordare, faccio una battuta, però spero di non bruciare qualcosa di cui dovremo parlare dopo, Nicola, i 650.000 euro in Belgio adesso ci arriviamo. Avevano un tetto abbastanza alto al contante, stiamo parlando del Belgio e non dell'Italia, quindi voglio dire, di cosa parliamo? La criminalità, i delinquenti non si preoccupano se c'è il tetto al contante, i narcotrafficanti non si preoccupano se c'è il tetto al contante, i mafiosi nemmeno, cioè non è quello con cui il modo in cui si limita la delinquenza o si riduce l'evasione, io credo non sia questo, insomma. A proposito del Consiglio europeo, allora oggi proprio in queste ore il Premier Meloni che parla al Consiglio d'Europa e ovviamente si è parlato anche del Qatargate, questa vicenda che davvero sta scuotendo l'Europarlamento ma anche l'Italia, insomma, per l'immagine che rimbalza in tutto il mondo. L'inchiesta, le indagini del Belgio parlano addirittura di Italian Job. Da Panzeri in giù, dice il Corriere della Sera, Qatargate, 60 europarlamentari nel mirino, soldi a Panzeri dagli 007 marocchini, quindi anche da Rabat. Dicevamo prima in apertura della nostra prima edizione, insomma abbiamo citato le parole di Elly Schlein che dice serve più che mai una questione morale, al di là del fatto che come si dice, Panzeri fosse stato ex europarlamentare del PD, poi articolo 1, insomma che molto di questo riguarda la sinistra o i socialisti europei, eccetera. Ci sono anche nomi che stanno emergendo, ma ovviamente anche con molta delicatezza, vista la delicatezza della situazione. Si ripropone un tema importante e anche l'immagine di un'Italia in Europa. Rigoletto. Sì, certamente sì, purtroppo un'immagine bruttissima e una sorta di Tangentopoli europea, da quello che pare stia emergendo, un vaso di Pandora ora che si sta scoperchiando e c'è da restare davvero preoccupati.
per la nostra immagine, ma direi che è una questione di sostanza, insomma, no? E se posso dire, adesso io probabilmente sono uscito anche in tempo e quindi posso dire anche che dispiace ancora di più che esponenti appunto della sinistra siano coinvolti in questo, perché insomma dovrebbero essere i rappresentanti di quella che è la classe sociale che ha più bisogno, e rappresentare quindi i bisogni degli ultimi, sono quelli che invece non si facevano bastare i soldi pur tanti che prendevano e ne volevano anche degli altri. L'avidità purtroppo è uno dei grandi mali della politica, fa specie che ci siano personaggi che di calibro anche, che hanno fatto i parlamentari, che hanno militato nelle file dei socialisti europei, che siano coinvolti in questo. Dispiace moltissimo, e però non so se sia solamente una questione morale. C'è una questione morale, ma è una questione fondamentalmente anche politica. Io sono dell'idea che intanto quando smetti di fare l'europarlamentare devi tornare a casa e fare altro e non occuparti ovviamente di affari con l'Europa, perché poi le occasioni ci sono chiaramente e i lavori, le commesse ti vengono sicuramente offerte per i contatti che tu puoi stabilire mentre lavori appunto al Parlamento europeo. E secondo, io penso ci sia davvero bisogno di introdurre per legge anche un ricambio proprio nella classe politica a tutti i livelli, a cominciare dall'Europa, ma fino al Consiglio Comunale a un certo punto bisogna cambiare, perché essere troppo lì uno si affeziona e poi la tentazione è forte. Qui però è stata fortissima, devo dire, la tentazione, perché hanno mangiato a quanto pare abbastanza. Montuori. Io trovo questa vicenda inquietante, perché però non parlerei di Italian Job, perché comunque c'è una vicepresidente greca, c'è un sindaco di una città belga, cioè speriamo di no, ma potrebbe esserci 60 parlamentari, mi auguro che non siano tutti del PD. È vero che abbiamo negli anni subito tantissime lezioni di morale dal PD, quando oggi abbiamo una moglie di un esponente del PD che gestiva l'ingresso di cittadini extracomunitari, abbiamo le cucce dei cani con i soldi sotto, vediamo un ex eurodeputato del PD che con 600.000 euro a casa, lezioni di morale speriamo che da questo momento in poi non ce ne diano più. Detto questo, io credo che l'Europa avrà sicuramente la capacità di reagire, però ci sono molti aspetti dell'Europa che sono abbastanza inquietanti. Oggi noi subiamo, tutti gli Stati europei, un 83% di normazione che deriva dall'Europa. È quindi evidente che i poteri si confluiscono tutti là, è un centro di potere incredibile. In Europa ci sono 14.000 lobbisti. Lobbisti sono quelli, chi ha frequentato l'Europarlamento, io ci sono andato spesso, che arrivano la mattina con le loro valigette piene di documenti da presentare agli europarlamentari che rincorrono lungo i corridoi per parlargli di quelle che secondo loro potrebbero essere proposte di legge. È vero che è tutto regolamentato, è vero che è tutto disciplinato, ma un'occhiata a tutto quel fiorire di associazioni di sottobosco che c'è a Bruxelles, figlio di parlamentari usciti e diventati lobbisti. Ce ne sono 500 parlamentari usciti e diventati lobbisti, e ci sono anche presidenti della Commissione europea che sono diventati lobbisti, che poi hanno relazioni con presunte associazioni benefiche, che però poi si rapportano con multinazionali che hanno relazioni con singoli parlamentari derivate dal fatto che questi lobbisti gliele mettono a disposizione. Qualche interrogativo me lo farei. Credo sia anche evidente il fatto che se la von der Leyen e la Metsola hanno detto che va immediatamente messa mano alla questione lobbisti, qualcosa sotto che crea qualche dubbio ci sia, insomma. E idem vale per quelli che escono dal Parlamento europeo e che poi cambiano funzione e diventano lobbisti. Cioè, per chi lavorano, a che pro, a che fine? Lo fanno gratis, lo fanno perché sono dei filantropi? Non lo so, penso che questo aspetto dell'Europa sia sempre stato tenuto sotto traccia, ma chi l'ha frequentata l'abbia sempre notato. È trasparente? Probabilmente sì. C'è qualcosa che però è da rivedere? Sicuramente sì. Ecco, Montuori ha detto una cosa importante secondo me, tra le cose che vorrei sviluppare con voi, perché questa vicenda che diciamo è solo all'inizio e sembra allargarsi sempre di più
Corriere, dicevamo, parla di 60 europarlamentari nel mirino, potrebbe allargarsi ancora. Potrebbe anche cambiare l'immagine stessa della serietà dell'Unione Europea. Noi abbiamo sempre raccontato, no? Si dice sempre, lo dice l'Unione Europea, come dire un baluardo, al di là delle scelte sbagliate o meno e le polemiche sulle scelte, ma un baluardo, come dire, di legalità, di serietà. Questa vicenda cambierà anche lo sguardo verso l'Europa e secondo voi è un bene o un male? Ma un vulnus c'è senz'altro, questo è evidente. Come tu hai dato il nome prima, io ci ho girato un po' attorno per non fare il nome, ma sono i lobbisti effettivamente, che è una professione, e quindi che nell'Unione Europea vi siano queste figure, che siano dei lavori magari anche cristallini, magari anche trasparenti, ma io lo trovo inammissibile. Certo che però, ripeto, è un vulnus importante all'immagine, ma anche al ruolo dell'Unione Europea, e la mia preoccupazione, il mio timore è che adesso prendano fiato appunto i sovranismi di nuovo, quindi gli anti-europeisti, e quindi che cavalchino appunto per la insipienza, per la non onestà, diciamo così, di alcune persone, non poche, troppe dal mio punto di vista, si cavalchi appunto questa vicenda per portare un ulteriore attacco all'Europa, esattamente. Quando dell'Europa invece abbiamo assolutamente bisogno, ma l'Europa è seria, e purtroppo come le idee camminano con le gambe degli uomini, così anche l'Europa purtroppo cammina con gambe di europarlamentari o di lobbisti non proprio specchiati. Montuori. Se il punto è dire se noi adesso diremo che l'Europa a causa di questo è tutta da rifare, eccetera, eccetera, penso di no. Noi abbiamo sempre detto cosa c'è che non va dell'Europa, perché ci sono delle norme che vengono decise a livello europeo da tecnocrati insieme a politici che in alcuni casi convinti da lobbisti. Non c'è nulla in questo non c'è reato, convinti da lobbisti favoriscono determinate società o multinazionali che poi beneficiano del fatto di aver conosciuto un europarlamentare attraverso un lobbista, aver finanziato determinate attività. Insomma, io penso che su questo ci sia da mettere mano. A volte si parla dell'Italia come se fosse il paese dove tutto viene fatto male. In Italia c'è una norma semplicissima dove chiunque versa dei soldi a un partito lo fa in trasparenza. Non vedo invece dove sia la trasparenza di un lobbista che lavora accreditato regolarmente, sì, e che poi parla con un europarlamentare. Ci dovrebbe poi essere traccia del fatto che parla con un europarlamentare degli argomenti di cui parla. Vi lascio immaginare che uno va da un europarlamentare e gli dice che le trote secondo lui sono più belle rosa invece che bianche, ma il tema centrale, che di quello rimane traccia, ma magari il tema centrale è dire di utilizzare dei mangimi chimici perché le trote così crescono più rapidamente e così si migliora il business. È veramente labile questo aspetto, no? Cioè è difficile da controllare. Ripeto, parliamo di 14.000 lobbisti che sono iscritti a Bruxelles e ci sono 700 parlamentari, vuol dire che 900 parlamentari, vuol dire che noi parliamo di 20 lobbisti per parlamentare. C'è un fiorire di associazioni a Bruxelles che è impressionante. Anche mettere un occhio su queste associazioni benefiche, il nome dell'associazione era meraviglioso, no? Cioè, dell'associazione di Bruxelles che poi ha coperto questa operazione era straordinario. Perché non si mette un occhio anche lì? Chi le finanzia? Perché le finanzia e qual è il risultato che si vuole ottenere? Perché ripeto che l'83% delle norme poi ricade su di noi, e se qualcuno cerca di influenzarle per i propri interessi economici, insomma credo che l'Europa si debba attivare in maniera importante. Questo è quello che noi critichiamo dell'Europa e che continueremo a fare, cioè da governo ovviamente, portando tutte le istanze per cambiare questo fenomeno. Ma guardi, la von der Leyen nella Metzola ha detto bisogna cambiare questa attività, va rivista pesantemente. 500 eurodeputati sono diventati lobbisti, il 50% dei presidenti della Commissione europea è diventato lobbista. Se sono tutti filantropi, benissimo, però se mi concedete qualche dubbio ce l'ho. Due indizi fanno una prova, come si dice, o 3 indizi fanno una prova, insomma, qui sono 500 indizi. Allora, torniamo in Italia.
Ma velocemente vi chiedo un'altra cosa che volevo sapere il vostro parere. Parliamo di un'influenza molto aggressiva, ma parliamo di un Covid che c'è ancora. Mentre a New York si chiede di rimettere le mascherine obbligatoriamente perché c'è un boom di contagi, in Italia il ministro della Salute Schillaci invece ha annunciato in giorni scorsi che è in via di definizione il decreto legge che cambierà la gestione dei casi di positività al coronavirus, e quindi tra l'isolamento che si riduce per chi è positivo ma asintomatico, ma anche per chi ha una sintomatologia lieve, allo studio la possibilità di interrompere l'isolamento se per almeno 24 ore non si ha febbre. Allora, molti hanno criticato, i virologi soprattutto, hanno criticato questa impostazione del ministro, però insomma dall'altra parte c'è la necessità anche a livello non solo di gestione familiare ma anche di gestione del lavoro di trovare una soluzione a questo. Cosa pensa Grigoletto? Io penso che un po' di cautela e di prudenza non guastino, nel senso che certo tutti vorremmo poterci liberare delle precauzioni dopo anni che ci hanno costretto a usare la mascherina, ecco, e l'isolamento e quant'altro. E però dall'altro lato faccio un altro ragionamento. Il Covid, come giustamente lei diceva, circola ancora e c'è questa influenza che è davvero molto aggressiva, che colpisce soprattutto i bambini, ecco, e li colpisce pesantemente. Allora io penso, e perché questo? Perché evidentemente dopo 2 anni di Covid eravamo protetti eccetera e il virus dell'influenza non circolava e banalmente quindi si è rafforzato ed ora si sta sprigionando in queste dimensioni con questa virulenza. E allora io dico, non sarei così frettoloso nell'abolire, nel ridurre e soprattutto in questa fase che è quella più, diciamo, del picco dell'influenza, quella invernale, insomma storicamente c'è lo storico, il picco dell'influenza appunto avviene in questo periodo. Io per qualche mese insomma porterei ancora un po' più di pazienza, soprattutto, e concludo, perché a essere colpiti sono i bambini con febbri davvero elevate, con temperature elevate della febbre, anche oltre 40 gradi e insomma sono insieme agli anziani la parte di popolazione più fragile. Ecco, da un ministro mi attenderei che ci fosse insomma un po' più di attenzione verso queste fasce della popolazione. Montuoli. Io credo che l'attenzione che pone il Ministro della Salute sia quella corretta e coerente con un virus che ormai da pandemico è diventato endemico e che quindi circolerà sicuramente, ma con un impatto sulla salute dei cittadini che è più basso di quello che è stato in passato. Il fatto di aver tutelato 2 anni le persone con mascherine, chiusure, restrizioni, probabilmente è proprio quello che ha come conseguenza oggi avere dei picchi dell'influenza molto più virulente, e anche noi stessi probabilmente siamo più deboli nell'affrontare i virus perché siamo stati protetti per 2 anni, quindi credo, poi non sono un medico e quindi non voglio dare giudizi perché non ne ho le competenze, però credo che quello che farà il Ministro della Salute sarà probabilmente di liberare proprio le persone dalle restrizioni e far sì che il corpo si riadatti a quelli che sono i fenomeni virali che da anni a cui siamo abituati da anni, anche prima del Covid. Rispetto alle restrizioni, oggi noi abbiamo veramente, ci sono ancora dei protocolli molto restrittivi all'interno di strutture sanitarie che rendono anche davvero difficile il lavoro degli operatori e delle persone, rendono più difficili l'accesso agli esami, quindi rallentano tutta quella che è la macchina sanitaria, per cui questo è evidente che va affrontato, e se serve liberalizzare qualcosa, il ministro Schillaci lo farà, ben venga. Non credo che sia così incosciente da mettere a rischio la salute dei cittadini, insomma. Siamo in chiusura, agli ultimi minuti, però torniamo invece proprio a Treviso per parlare delle elezioni amministrative. Tutto pronto per domani? Cosa accade domani? 17, l'assemblea del Terzo Polo. L'assemblea provinciale del Terzo Polo, sì, a Treviso verrà istituita questa federazione da Italia Viva e Azione, verranno le ex ministre Bonetti e Gelmini e
saranno assegnati anche i primi incarichi della federazione, quindi verso il partito unico, e anche per entrare appunto a gamba tesa nella domanda che appunto poneva, verrà istituita anche nominata la commissione elettorale, che sarà quella che dovrà insomma lavorare alla lista e alla candidatura a sindaco. Che ricordiamo resta il percorso scelto è quello della candidatura con il candidato sindaco del Terzo Polo. Sì, una corsa appunto solitaria e alternativa appunto agli altri due schieramenti che pare si stiano costituendo, non lo so di certo. C'è la candidatura di Mario Conte, dall'altra parte non abbiamo ancora capito chi c'è, ma qualcuno ci sarà probabilmente, ma è così, c'è non c'è, come l'araba fenice, tutti dicono che c'è, ma non si sa dove sia questo candidato del centro-sinistra. Ecco, noto un certo sarcasmo nelle parole di Roberto Grigoletto. Ovviamente fa riferimento a Giorgio Denardi, che è il candidato tra virgolette in pectore del centro-sinistra, ma deve sciogliere le riserve. Il centro-sinistra sta un po' aspettando anche che sciolga le riserve. Montuori, sono lontani ormai i tempi, ormai era quasi un mese fa, in cui il Terzo Polo flirtava con Mario Conte? Ma credo che il Terzo Polo abbia fatto semplicemente un gioco un po' per indispettire il PD. Ha ragione Grigoletto, il candidato non può uscire a luglio, il candidato dovrebbe uscire adesso al PD, perché sennò faranno fatica a fare una campagna elettorale. Noi, il centrodestra è già costituito, quindi voglio dire, sul fatto che quale sia il gruppo di centrodestra mi pare evidente. Ci sarà la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, e saremo tutti uniti, più se ci sarà una lista civica saremo uniti insieme al sindaco Mario Conte. Su questo non c'è mai stato dubbio, perché siamo maggioranza oggi in Consiglio Comunale, anche Fratelli d'Italia, anche se in Giunta non abbiamo esponenti, e lo saremo domani sostenendo Mario Conte tutti insieme come coalizione di centrodestra. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo ovviamente a Grigoletto e al Terzo Polo, perché chi fa politica e si mette a disposizione dei cittadini fa sempre un grandissimo esercizio di democrazia, e quindi mi auguro un buon lavoro e insomma poi ci vedremo durante la campagna elettorale. Se ci sarà anche il PD e il candidato del PD, ci vedremo anche con loro. Benissimo, benissimo. Io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, grazie a Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e grazie a Roberto Grigoletto del Terzo Polo. Allora adesso vediamo, e sono gli ultimi minuti, un servizio che invece riguarda il concerto che ci sarà proprio domani sera alla chiesa di San Francesco, il coro Stelle Alpine, e sarà l'ultimo sotto la direzione del maestro Diego Basso. Grazie ancora. Dopo 32 anni il maestro Diego Basso lascerà il coro Stella Alpina di Treviso. L'annuncio viene dato alla presentazione del 53esimo concerto di Natale che ci sarà sabato nella chiesa di San Francesco a Treviso. Dicevo ieri sera ai ragazzi nell'ultima prova che quando avranno bisogno io ci sarò e ci sono sempre. Lascio la direzione perché la mia vita e la mia carriera artistica mi porta altrove e il coro ha bisogno di un direttore stabile. Sono sereno, lascio un coro che canta bene, con un direttore che ha già fatto, Davide Furlan, che ha già fatto per molti anni il mio vice, quindi c'è una continuità assoluta e quindi sono sereno, anche se l'emozione è grande e un po' di tristezza c'è. Tanti anni insieme non si cancellano, ma gli impegni incombono, e anche se fino all'ultimo i suoi allievi hanno sperato ad un ripensamento, la decisione del maestro rimane, insieme ai ricordi e a una trasparente emozione. È un concerto forse il più difficile della mia carriera, credo, no? Perché, sai, anche già ieri sera, facendo la strada da Castelfranco a Treviso, ti passano le immagini di 30 anni davanti. E passeranno 30 anni di concerti. Sono credo 1 migliaio che ho fatto con loro, quindi sabato passaranno veramente 30 anni di concerti e di emozioni, e infatti dicevo anche ai ragazzi, mi raccomando, guardiamoci, perché sabato non sarà un concerto facile, della concentrazione sarà difficile, un'emozione. Poi San Francesco, 53 concerti di San Francesco, di cui ne ho fatti 33. Storie e aneddoti si raccontano tra il maestro Basso e il sindaco Mario Conte, che per molti anni ha fatto parte del coro Stella Alpina. Io sono nato dentro il coro Stella Alpina e sono nato anche con i racconti dei vecchi del coro Stella Alpina, che erano discoli tanto quanto l'attuale sindaco e l'allora corista del coro Stella Alpina. Quindi insomma il
coro, tutti i cori sono fatti di canto, di amicizia, di convivialità, ma anche di tanta solidarietà. Quindi se è vero che ci siamo tanto divertiti, è altrettanto vero che abbiamo cantato e abbiamo aiutato tante persone. L'appuntamento per il concerto di Natale è per sabato 17 dicembre nella chiesa di San Francesco a Treviso. E a proposito di Natale, sto per salutarvi, fra poco vediamo il meteo, la pubblicità e poi l'ultima parte di questa mattinata con voi è dedicata alla sanità. Ci sarà Alice Montagnieri in diretta con il neuropsicologo e psicoterapeuta il dottor Michele Canil per parlare di un tema che è la tristezza natalizia, il cosiddetto Christmas blues. Come affrontare questa situazione? Pensate che una persona su due in questo periodo dell'anno si sente triste, vuota e vive una profonda angoscia anche a proprio ridosso del Natale, o forse proprio anche per questo. In una situazione generale in cui tutti sono contenti, c'è chi invece soffre di questa particolare forma di depressione. Allora analizzeremo con il dottor Michele Canil le caratteristiche di questo fenomeno e come saperlo affrontare soprattutto e superare. Quindi dopo la pubblicità e dopo il meteo non perdete l'appuntamento con Alice Montagnieri e il dottor Canil. Come affrontare il Christmas blues. Meteo e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Rapido susseguirsi di perturbazioni sull'Italia con la più intensa prevista per giovedì 15 dicembre, altro maltempo in arrivo. Nel dettaglio sul Veneto avremo nebbie locali su pianura e valli, poi in dissolvimento e dopo una mattinata con nuvole e qualche schiarita soleggiata il tempo è destinato a peggiorare rapidamente con piogge via via più diffuse, localmente abbondanti, specie sul delta del Po e zone limitrofe. Quota neve a 800-1100 metri. Temperature minime in calo, comprese tra -3 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui di mattina cielo poco nuvoloso e qualche foschia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e precipitazioni in genere moderate. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, massime sui 6-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato inizialmente, la nuvolosità tenderà ad aumentare in giornata. Dalla serata saranno anche possibili deboli piogge, nevose a tratti fino in valle. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.